Tutto pronto al Pala Tarquini, è il pomeriggio di Ciampino Futsal Feldi Eboli, l'incontro valevole per la 19ª giornata della Serie A New Energy. Appassionati di futsal, il più cordiale dei saluti da Alessandro Cappellacci. Ma andiamo subito a conoscere le distinte ufficiali per il Ciampino Futsal, a disposizione di mister Fabrizio Davide con il numero 1 De Filippis, 3 Messina, 5 De Stefani, 6 Peitaso, 7 Freddi, 8 Sandro, 11 Ferretti, 13 Palmegiani, 17 Casassa, 22 Faticuso, 31 Folco, 45 Carmeni. Possiamo già darvi lo starting 5, quindi Casassa tra i pali, Messina, Peitaso al debutto in Italia, quindi oggi il portoghese new entry invernale del Ciampino, poi Freddi e Ferretti. Risponde la Feldi Eboli di mister Salvo Samperi, lui fresco della panchina d'oro ricevuta a Coverciano, la seconda in carriera. Il numero 3 Dalcin, 4 Odegan, 5 Venanzio, 7 Caponigro, 8 Patias, 9 Liberti, 11 Calderolli, 13 Braga, 17 Montefalcone, 20 Sansone, 22 Galliani, 77 Selusio. Dirigono l'incontro il signor Giacomo Voltarella della sezione di Treviso, Mario Certa della sezione di Marsala, al crono Alex Iannuzzi della sezione di Roma 1. Vediamo posizionarsi forse Montefalcone, quindi tra i pali va a posizionarsi quindi in panchina Dalcin, lui portiere titolare, ma Falcone davvero portiere davvero di qualità, ex Pescara. Vediamo anche Venanzio, Patias, Galliani e Calderolli, questi 5 scelti da Salvo Samperi. Ciampino che attaccherà da sinistra verso destra dei vostri smartphone o schermi, se state seguendo la gara dallo schermo del portatile o del PC. Invece risponde Feldi Eboli in maglia bianca, banda rosso-blu, attaccherà dalla destra verso sinistra. Prende solamente pochi secondi. Fischio del direttore di gara, il primo arbitro, il signor Giacomo Voltarella. Arriva in questo momento, quindi possesso Ciampino. Ferretti è stato subito da Patias, il passaggio su Casassa, quindi Ferretti ancora, Freddi lungo, pallone che sbatte sul soffitto del Pala Tarquini, quindi è già possesso Feldi, appena 12 secondi. Galliani a mettere giù per Calderolli, pallone che passa verso Venanzio, facile presa però di Casassa. Pallone che passa, sciupa però questa uscita pressing il Ciampino, davvero la squadra campione d'Italia in carica, ha qualità e da vendere. Ciampino davanti a un'ennesima gara di sofferenza, dopo quelle, intanto c'è la conclusione poco a lato, comunque la sua traiettoria Casassa, un'altra gara di sofferenza dopo quelle disputate contro l'Olympus Roma e Napoli Futsal, entrambe finite con le vittorie, le due corazzate, quella di Dort e quella di Fulvio Collini. Tanto Patias, centrocampo, recupera palla il Ciampino, larga su Peitaso, Ferretti fa buona guardia Galliani che lascia scorrere, quindi è rimessa dal fondo per la Feldi Eboli. Non è in area, fa buona guardia Messina che con Salvo Samperi ha guidato la scalata del Meta Catania della Serie B fino alla finale scudetto persa contro il Pesaro. Intanto conclusione che sbatte sulla nuca di Messina. Messina che Samperi, anche ex Acireale, prima di andare al Meta Catania, ancora dolorante il profeta, deve essere nulla di che, comunque semplice botta alla nuca. Si rialza infatti con l'aiuto di Ferretti, protagonista della serie di amichevoli disputata dalla nazionale azzurra.
4 contro il Marocco, 1 contro la Serbia. È arrivato anche un gol, intanto la palla che rimane lì e chiude Casassa su Calderolli. I due si conoscono molto bene, lo diremo dopo in telecronaca, ma hanno vinto praticamente tutto con la maglia dell'acqua e sapone. Tanto fuori, Patias carica, pallone finisce alto, altro ex compagno di Mirko Casassa. Hanno vinto il Winter Cup con l'Asti. Eccolo Casassa che mette vicino verso Messina, pressa ancora alto della Feldi che vuole il possesso palla e lo recupera con Venanzio, quindi poi retropassaggio di Patias verso Montefalcone. Lancio lungo, domestica di testa molto bene da 2 passi, giocatore bolitano, parliamo di Calderolli ma arriva prima Casassa, quindi Peitaso, abbiamo detto una delle new entry invernali dei rossoblù del Ciampino. Iniziato la stagione al Vitoria prima di passare qui al Pala Tarquini, debutto assoluto in Italia, così come Sandro in panchina. Tanto Freddi si gira, l'ex Polistena finisce a terra, una manata forse sul volto, non abbiamo visto bene la nostra postazione. Rimane a terra l'ex Arsenal Maia, lui che col Ciampino ha debuttato la scorsa trasferta, quella di Napoli. Sono aggiudicata 5-0 i partenopei di Fulvio Colini. Sistema il pallone classe 91 portoghese come Peitaso e Sandro. Per quanto riguarda gli acquisti di invernali non c'è Nico Lopez impegnato con la nazionale degli USA. Per quanto riguarda le assenze della Feldi ci sono Marinovic e Restaino assenti per scontare un turno di squalifica per recidiva in ammonizione. Sono arrivati a 5 gialli in stagione. Parte intanto Freddi con la conclusione col destro, pallone che finisce davvero di poco al lato. Occasionissima del Ciampino dopo 1 minuto e 38 secondi dallo start. Parliamo ovviamente di 1 minuto e 38 secondi effettivi. Galliani su Venanzio, ancora Galliani su Patias, sportellate Venanzio. Venanzio c'era nella finale persa dal Meta Catania contro il Pesaro, così come appunto Messina e Samperi. Intanto carica il Cino Galliani però che sbatte su un avversario, quindi è rimessa Feldi. La volée verso Patias, pallone che finisce davvero di poco al lato. Si era tuffato Casassa più che ha potuto. Passaggio comunque millimetrico di Calderolli. Certo, classi 86, classi 85, ma c'è da togliere effettivamente qualche anno i due fuori classe della Feldi. Intanto Galliani recupera già il pallone. Ancora il 22 degli Ebolitani per Patias sul primo palo. Il pallone è rimasto lì, non è riuscito a inquadrare lo specchio Calderolli. Si appresta a lanciare Casassa. Peitaso, Ferretti, ancora alta la Feldi, Messina. Da lunga il Profeta, però questo possesso recupera già però il Ciampino. Messina, Ferretti, Peitaso verso Freddi col tacco, non riesce però a servire Lusitano. Tanto col destro Galliani chiude Freddi nella scivolata, si immola per impedire al pallone di giungere nello specchio difeso da Mirko Casassa. Tanto mette giù, c'è Patias, carica il destro, la alza Casassa sulla traversa. Questa gran protagonista dell'andata che si concluse con la vittoria degli aeroportuali per 2-1 al Palasele. Per il Ciampino segna una doppietta Garbi Alpina, ora alle Cositi. Tanto Galliani invece per la Feldi, Marinovic assente appunto per squalifica.
Galliani, Calderolli, prova a liberare il destro, Casassa si allunga, forse non tocca, quello che finisce fuori. Davvero Feldi quando accelera fa potenzialmente male, davvero di qualità, che ben oltre il valore del nono posto in classifica. Intanto pallone sul compagno di Venanzio, ma Galliani non riesce a superare Casassa, che esce puntualmente. Tanto Ferretti ha ricevuto palla da Freddi, passaggio su Freddi, Palmegiani a tu per tu con Montefalcone, tocca chiude però l'avversario. Parliamo di Braga, anche lui ex Acquestapone, anche se solamente per 6 mesi, tempo di vincere una Winter Cup. Anche ex Asti, intanto faticoso, recupera però la Feldi che riparte. Braga, tutto con Casassa e c'è l'autorete di Faticuso, pallone al centro verso il compagno, parliamo di Galliani, ma 3:39, c'è la deviazione sfortunata di Simone Faticuso. Vediamo, sì, si può parlare di autogol, non è diretta in porta, comunque è un passaggio, quindi sfortunato il talento del Ciampino Futsal. Segno 3 reti con gli aeroportuali, parliamo di prima squadra, non di Coppa della Divisione. Coppa della Divisione Palmegiani, il bomber del Ciampino, che fino agli ottavi ha siglato 16 reti prima dell'eliminazione patita per mano della Gioia Riccia. Tanto è entrato Liberti, l'ex Ciampino, l'anno scorso ha vestito la maglia aeroportuale. 12 gol a segno, 9 regular season, 3 in Coppa Televisione. L'anno scorso il Diablo, ancora eccolo il Diablo che punta Ferretti su Selusio, tocca a Faticuso, poi pallone non c'entra la porta, deviazione di un aeroportuale, quindi è corner per gli ospiti. Pallone al centro che sbatte probabilmente su Ferretti, non abbiamo visto bene dalla nostra postazione. Ancora possesso Feldi Eboli, che passa su Braga. Montefalcone, compagno di squadra di Faticuso l'anno scorso al Pescara. Purtroppo intanto c'è la sponda di Braga verso Liberti, che ha fatto lì il Diablo. Peccato sia finita la storia dell'Acquestapone, poi che ha concluso gli ultimi 2 anni come Pescara, era una squadra tra le più vincenti della storia del futsal. Tanto la conclusione di Caponigro, le spinge Casassa, non tiene però il pallone Ferretti su Faticuso, il pallone era uscito. Bello il gesto lì dell'ex CMB, ma non è riuscito a impedire la rimessa laterale, già battuta. Faticuso vuole riscattarsi per l'autogol di prima, ancora Simone Faticuso sulla destra di punta e c'è la rete, la gran rete di Simone Faticuso a 4:59, che si riscatta prontamente. Un'azione strepitosa del 22 del Ciampino, che ha freddato Montefalcone sotto la traversa. Tutto a rifare per la Feldi Eboli. Faticuso che aveva iniziato la sua carriera nel calcio prima di passare al futsal. Ecco Sandro, esordi anche per lui nella serie New Energy in Italia ovviamente. Tanto accelera Selusio, recupera qui Palmegiani, quindi Ferretti, Casassa, la chiama Faticuso, riceve ora palla il 22, ancora Faticuso, esiste una carica, serve Palmegiani e chiude lì Montefalcone. E corner, però ha ripreso fiducia il Ciampino.
in questo frangente. È iniziata molto meglio la Feldi Eboli, si è appunto portata in vantaggio grazie all'autogol di Simone Faticoso, che ha siglato l'1-1. Faticoso col mancino e dice di no Montefalcone. Chissà quanti tiri ci sono, tiri e parate insomma, si sono scambiati in allenamento l'anno scorso. Sandro prova la conclusione all'esterno della porta, c'era comunque Montefalcone a chiudere. Che razza Giuseppe lui. Eccolo il Diablo, serve Caponigro su Braga, pura palla il Ciampino. Ferretti seguito da Caponigro, ancora Ferretti, in qualche modo riesce a servire Palmegiani, anzi no, interviene subito Caponigro, si duella davanti alla panchina del Ciampino Futsal, prevale la Feldi Eboli, ma ancora Ferretti, finisce a terra, ha fischiato prima di cadere, quindi il signor Voltarella ha fischiato la trattenuta di Caponigro ai danni del classe 2001, vincitore insieme a Palmegiani di 3 tornei delle Regioni, torneo delle Regioni che quest'anno si terrà in Calabria. E si riparte Messina, che ha ricevuto prima palla da Sandro, quindi Casassa lungo a cercare Palmegiani. Un gol con la prima squadra, oltre ai 16 appunti in Coppa Divisione, siglato contro il Mantova. Ferretti, Sandro, Palmegiani, Ferretti ancora, seguito da Caponigro. Sandro la alza a cercare Palmegiani sulla destra, a chiudere Sellusio, mette giù Palmegiani. Messina, ancora Palmegiani, il Profeta ancora col mancino, non inquadra però lo specchio Messina. Sellusio, Calderolli, Venanzio, ancora Calderolli, Patias, break lì Sandro ma non riesce a mantenere il possesso della sfera, sarà mantenuta ora dalla Feldi, che prova ad aprirsi un varco. Sellusio, Venanzio, Patias, con calma la Feldi per far valere la maggior qualità tecnica rispetto al Ciampino, che non vuole appunto demordere, così come ha fatto contro l'Olympus Roma e il Napoli, a dispetto della disparità di forze in campo. Ci ha messo davvero tutta, quello che deve fare anche oggi. Feldi Eboli però non in classifica, non può permettersi il lusso di fare sconti a nessuno, come l'anno scorso ha sicuramente perso qualche punto per la Champions, ma alla lunga verrà fuori. Intanto Patias respinge lì Palmegiani, che sbatte addirittura su un compagno, pallone però ancora in possesso del Ciampino. Palmegiani, Ferretti, Messina, intanto Casassa compie un miracolo. Messina aveva servito involontariamente Patias, che aveva tirato di prima intenzione, ma Casassa ha detto di no, quindi si rimane sull'1-1. Mette il piede Freddi, ancora il Lusitano, finisce a terra, non c'è fallo, c'è fischio ora, fallo commesso quindi da Freddi. Riparte subito la Feldi con Calderolli, prova a superare Messina, Patias sul secondo palo e si divora in caduta un gol già fatto Sellusio, era a terra Casassa. Qui rivediamo i replay, poteva fare molto meglio da qui Sellusio, nonostante fosse in caduta. Giancarlo Sellusio, comunque una delle stelle di questa Feldi. Intanto lancia Casassa, esce Montefalcone che le incolla le mani, serve Sellusio, quindi Patias, Calderolli, Sellusio ancora, vediamo se passerà. Eh sì, a Calderolli, quindi Venanzio, addio su Calderolli, esce fuori Casassa che riceve anche un calcio sulla caviglia, involontario ovviamente. Casassa che lo diciamo sempre come peculiarità all'uscita fuori dall'area.
arriva praticamente sempre in anticipo sull'avversario, eccellente nelle letture in questo frangente, con i due ex compagni di squadra. Non ci è sembrato assolutamente un intervento cattivo, solo un trasto di gioco, poi magari vedremo più avanti. Tanto si è risultato anche De Filippis, stava per accingersi a scaldarsi il numero 1. Tato Patias col destro, la sua Casassa senza problemi, che rilancia lungo verso Peitaso. Prova ad andarsene Peitaso, pallone però uscito, si dispera qui vicino a noi Calderolli, aveva un'autostrada di fronte a sé, non c'è praticamente nessuno tra lui e Casassa. Eccolo faticoso l'autore dell'1-1, che si è creato il quarto gol con il main roster aeroportuale, diciamo sempre a eccezione della Coppa della Divisione, quest'anno riservata agli atleti under 23, che vede in campo ancora nelle semifinali. Intanto torniamo qui Galliani col mancino, quindi faticoso Ferretti, Freddi va a superare l'avversario e ci riesce, ancora Freddi sulla sinistra, serve Peitaso, però scippare il pallone il numero 6 del Ciampino Futsal. Poi Calderolli verso Galliani, si alza faticoso, diciamo Coppa Divisione con le semifinali, da una parte Olympus e Lecco, dall'altra Regalbuto e Cioli. Tanto recupera palla Venanzio su Freddi, a sua volta Ferretti, quindi faticoso, serve Peitaso, mantiene alta la Feldi, Calderolli sta per recuperare il pallone, poi manda fuori Ferretti, rimessa per gli Erbolitani, per le Volpi, questo è il loro soprannome. Tanto Venanzio su Calderolli, che passa su Braga, stava per fare una sponda letale, ci mette una pezza qui il Ciampino, quindi Freddi lascia scorrere Venanzio, quindi si accontenta della rimessa laterale. Ha proprio l'ex meta a battere e lo fa verso Galliani. L'andata davvero autore di una gran gara, intanto si gira Braga, non riesce però a beffare Casassa sul primo palo, che era comunque compiuto un intervento puntuale a chiudere il palo di sua competenza, ma c'è time out, ne approfittiamo per prenderci un minuto di pausa anche noi. Tetti che si risistemano in campo, vediamo come il Ciampino reagirà alle indicazioni. Fabrizio Davide, tanto faticoso Fabrizio Davide, che è subentrato a Daniel Ibañez in stagione. Fa girare la Feldi, Venanzio su Braga, la suola verso Galliani e chiude Casassa al limite dell'area, riparte Messina, ancora il Profeta, ma la fa sua senza problemi Gennaro Montefalcone. Venanzio, Braga, per liberarsi di Messina, preferisce lo scarico su Galliani, Calderolli,
col destro a chiudere lì Messina. La conclusione del classe 86. Tanto pallone che passa, la blocca lì Casassa. Ha fatto un gran movimento Braga, tanto faticoso. Riesce però il suggerimento su Messina. Sesso Eboli. Calderolli. Braga ancora. Toccato come prima da Messina. Calderolli prova a scartare Peitaso. Arriva Freddi a chiudere. Efficace il raddoppio del portoghese. Intanto Venanzio punta Palmegiani, la suola verso Galliani, verso Braga di tacco, ma chiude lì Casassa, che si conoscono molto bene visto che con l'Asti oltre la prima squadra si anche la maglia dell'Under 21. Intanto finisce a terra Sandro, sgambettato da un avversario, dovrebbe essere Calderolli o comunque Braga. Infatti manata scherzosa in faccia di Lucas Braga, davvero sono amici fuori dal campo lui e Casassa. Tanto Palmegiani, Freddi lungo, di testa interviene Selusio, quindi Galliani, chiude Sandro che la mantiene in gioco e la fa sbattere su Galliani. Sandro che veniva dalla massima serie portoghese, ultima esperienza al San Martigno, è un classe 2001 così come Peitaso, quindi un giovane sicuramente da tenere sott'occhio. Selusio verso Venanzio, il pallonetto, allontana Sandro, non credo sia la diretta in porta questa palla, fatto sta che Sandro ha allontanato. Dato Montefalcone, lancia lungo, ancora Sandro, legge bene la lettura e serve Freddi, 2 contro 1, Freddi verso Palmegiani e c'è la rete di Federico Palmegiani che permette al Ciampino di ribaltare il punteggio a 11,48, ma metà del gol, metà merito è di Freddi. Grande comunque Palmegiani a federe Montefalcone. Come detto, nonostante i cambiamenti e le partenze pesanti, il Ciampino non ci sta a fare il ruolo, a ricevere il ruolo di vittima sacrificale. Intanto è entrato Liberti, l'ex Ciampino. Malafeldi deve far valere la propria qualità, i campioni d'Italia in carica per ottenere 3 punti preziosi, per innanzitutto riprendersi i playoff, occupa attualmente la nuova posizione. Intanto Venanzio su Patias, recupera tutto il Ciampino. Palmegiani sulla sinistra, ancora Federico Palmegiani, prova sul primo palo, chiude senza problemi Montefalcone. Chiudere sul primo palo, non l'ha comunque toccata l'ex Pescara. Possesso Eboli, Liberti, non è fuori. Fanno sentire gli ultras Ciampino una piacevole costante da praticamente gennaio 2023, non hanno mai abbandonato i loro beniamini, in casa soprattutto, ma a volte anche in trasferta. Venanzio su Selusio, Liberti verso Patias, blocca molto bene, quello che si alza, intanto è diventato Casassa tra i pali. È vero, Patias è uno di quei giocatori che qualsiasi palla gli viene servita è capace di tramutarla in oro e molto spesso in platino, e l'ha dimostrato parecchio in carriera. Ecco Liberti che non ha debuttato in Serie A col Ciampino, ma con l'IC Futsal ha siglato anche 2 reti tra regular season e Coppa Italia.
oltre al Modena l'affermazione comunque avvenuta con gli aeroportuali. Eccolo Liberti, arriva faticoso, finisce a terra, non c'è fallo, lancia Montefalcone verso Patias che addomestica molto bene, lo dicevamo, ogni palla è d'oro del Sandro Patias. Tanto rimessa Eboli, già battuta, Liberti, Patias non riesce però lo scambio tra i due, chiuso Ferretti. Autore appunto del gol contro il Marocco, lo dicevamo in fase d'apertura per quanto riguarda la nazionale. Tanto prova col mancino Selusio, pallone alto, nazionale protagonista, un ibrido che ha alternato bell'arte tra Under 23 e prima squadra, 4 amichevoli col Marocco, una con la Serbia. Non conta il risultato, conta aver provato giovani, soprattutto interessati. Tanto Caponigro chiude Casassa e ancora Caponigro a crederci, pallone fuori, chiuso da Faticuso. Grande intervento di Mirko Casassa. Una palla di platino, Caponigro dai piedi. Eccolo Caponigro che prova sul primo palo, palla però che colpisce l'esterno della rete. Ha chiuso lì sul palo di sua competenza Casassa senza problemi. Mantengono alti Liberti e Selusio, si alza anche Patias. Casassa lancia lungo verso Ferretti, duella con Caponigro, recupera palla il 7, quindi Liberti, ci mette il piede però Freddi. Faticuso verso Freddi, secondo palo verso Ferretti e c'è la rete a 14 e 13. Ferretti sigla il terzo gol degli aeroportuali. Anche un po' a sorpresa una squadra stellare come la Feldi si trova sotto di 2 reti con il Ciampino. Infatti Samperi chiama il time out. E ci prendiamo un minuto di pausa anche noi. Vediamo come la Feldi Eboli reagirà alle indicazioni di Samperi. Non può essere soddisfatto di buona parte di questa prima frazione. Feldi Eboli comunque ha 2 assenze pesanti come Marinovic, 8 reti in regular season, Restaino 4 reti, parla di Nicolodi. Patias marcato da Ferretti, si gira il numero 8 della Feldi. Sandro Patias però non riuscito a centrare lo specchio. Grande impatto di Freddi col Ciampino, abbiamo visto anche col Napoli Futsal. Impeditivo per Freddi, ma la palla lì Ferretti ha provato il pallonetto su Montefalcone, recupera però palla Freddi, commette fallo sul numero 9 della Feldi. Intanto è scivolato Faticuso sul parquet. Funzione sulla propria 3 quarti, già battuta da Caponigro. Sono 4 i falli commessi dal Ciampino Futsal, 2 invece a quelli a carico delle Volpi. Calderolli, Patias, Caponigro, Montefalcone. Lancio lungo di petto, la manda fuori Peitaso ad anticipare Caponigro. Selusio, Calderolli,
Pallone che passa, lo blocca senza problemi Casassa. Palmegiani, Freddi, la allarga su Peitaso. Peitaso non riesce però a mantenerla in gioco. È arrivato anche a rimorchio Palmegiani. Da rifare, ammonito Calderolli, che non abbiamo visto il motivo, forse aveva impedito a Peitaso di ritornare in posizione. Non abbiamo ben capito, eravamo concentrati più sulla palla, lo rivedremo casomai poi in fase di replay. Non è d'accordo ovviamente Calderolli. Primo ammonito del match. Si è già ripartiti. Calderolli, eccolo, punta Peitaso. Libera il destro, spinge Casassa, pallone rimane lì. E Braga non riesce a inquadrare lo specchio. L'aveva ritoccata però Casassa, quindi gran parata. Allora, sì, grandissima parata dell'estremo difensore aeroportuale. Calderolli si coordina, sbatte su Peitaso. Avrà negato la gioia del gol l'ex compagno di squadra. Diciamo Casassa gran protagonista dell'andata, lo è anche in questo ritorno, almeno per quello che si è visto questa prima parte di match. Calderolli, Caponigro, lato di destro, a sorprendere Casassa sul primo palo, ma c'è il fischio dell'arbitro, pallone che era già uscito a colloquio Sandro Braga col signor Giacomo Voltarella. Nulla di che, comunque partita correttissima qui al Pala Tarquini. Caponigro verso Calderolli, che sbatte sull'avversario, ancora Calderolli, quindi Venanzio. Adesso è il Caponigro che sbatte su Messina. Questa volta fa impattare su Caponigro, che non demorde e guadagna probabilmente un corner. Sì, corner. Quello che passa, ci mette la mano Casassa a chiudere il primo palo. Ha provato Venanzio a sorprendere il 17 ex Svarog Teplice. Tanto Calderolli prova col destro, che sbatte su Ferretti e calambola a sua volta su Messina, quindi rimessa laterale per gli ebolitani. Già battuta. Calderolli verso Braga. Venanzio. Tanto poteva provare come a inizio gara un tacco verso Casassa. Era in ritardo il compagno per chiudere la sponda. Intanto Venanzio, Calderolli, punta Ferretti, per andarsi sulla sinistra, esce Casassa, finisce a terra Ferretti, steso dal compagno di squadra, l'ex estremo, il proprio estremo difensore. Intanto Caponigro su Braga su Venanzio. Carica il sinistro ma sbatte su Peitaso. Caponigro ancora sulla destra e chiude Giovanni Messina. Calderolli non deve compiere l'errore il Ciampino di retrocedere troppo come baricentro. Sta concedendo troppo alla Fel di Eboli. Adesso l'inizio del match tra i piedi degli ebolitani, loro che sicuramente hanno una corazzata, quella allestita per Salvo Samperi, squadra campione d'Italia in carica, non a caso, autore di un gran percorso in Champions, pur finito l'hit round. Intanto Venanzio, anticipato Braga da Sandro. Quindi Ferretti lancia lungo, era più un disimpegno che un lancio verso un compagno. Calderolli intanto, la suola verso Venanzio, suolta su Braga, anticipato da un avversario. Quando mancano 2 minuti e 30 secondi, ovviamente effettivi, all'intervallo. Feldi che si era portato avanti con l'autogol di Faticoso che poi è stato l'1-1, poi il 2-1 di Palmegiani, 3-1 di Ferretti.
Galliani, Braga prova al destro, che viene chiuso, forse ha toccato Braga o comunque ha fatto il velo, porta comunque blindata da Casassa, da Mirko Casassa. Certo, 3 gol siglati da 3 forse future stelle della nazionale, chissà. Intanto Venanzio, beneficio altissimo, i giovanissimi, Faticoso classe 2003 e i classi 2001 Palmegiani e Ferretti. Un peccato aver visto solo Gianluca Ferretti nella serie di amichevoli in Marocco. Ci sarà anche occasione per Palmegiani e Faticoso. Palmegiani comunque ha fatto parte dello stage dello scorso febbraio, Salso Maggiore, Faticoso nazionale under 19. Intanto Galliani prova col mancino, sbatte su un avversario, anzi ultimo tocco addirittura di Braga, quindi è rimessa per gli aeroportuali, battuta da Ferretti verso Palmegiani, Ferretti verso Casassa, pressato da Galliani, preferisce mandare fuori per evitare guai peggiori. Calderolli che punta Faticoso, ancora Calderolli su Galliani, prova col destro però che va fuori, disturbato dalla marcatura dell'avversario. Tanto Faticoso verso Ferretti, prova a suolarla verso Palmegiani. Oddio, dire la verità era più un tacco, fatto sta che il pallone non è arrivato a destinazione, cade un avversario. Tanto la sfera calciata da Freddi finisce addosso a Braga e finisce addirittura sotto gli scalini che portano gli spogliatoi del Palatarquini. La ripresa comunque Faticoso, pronto a battere questa rimessa quando manca 1 minuto e 28 secondi effettivi all'intervallo. Palla verso Palmegiani, però che sbatte su un avversario, quindi Patias. Vero, gran lavoro che sta facendo Fabrizio Davide con il Ciampino, ovviamente per non parlare del lavoro eccelso di Salvo Salperi con la Feldi, a prescindere dal risultato di oggi ha tutto un girone di ritorno praticamente per scalare le gerarchie, far valere il proprio roster. Intanto Patias col mancino chiude Freddi, era uscito anche Casassa, corner per la Feldi. Mette giù Selusio, sta verso Patias, però che sbatte su Freddi, manda fuori. Siamo entrati nell'ultimo minuto effettivo prima dell'intervallo, 55 secondi al break. Corner Feldi, intanto pallone che finisce davvero di poco, assist direttamente d'angolo di Selusio verso Calderolli, che ha provato a beffare Casassa sul palo più lontano, pallone finito davvero fuori di poco. Eccolo Casassa che chiama il movimento di un compagno, poi servire Faticoso, pallone però già recuperato da Feldi. La cerco di Montefalcone, la spizza Faticoso, la manda fuori in corner. Vediamo come sfrutterà questo corner la Feldi. Non ne alza verso Calderolli, al centro, non c'entra lo specchio Patias. Ancora grande occasione per la squadra cara al patron Di Domenico, Gaetano Di Domenico. Intanto lancio lungo con i pugni Montefalcone che l'aveva chiamata, poi Calderolli 1 contro 1 con Freddi, finisce a terra, non c'è fallo, ancora Calderolli, ma c'è un fischio del direttore di gara. Tra l'altro è stato fischiato dal secondo arbitro, il signor Mario Certa. La palla a terra perché non è un fallo, è stato cumulato, ne ancora 2 i falli commessi dal Ciampino contro i 4. Carico della Feldi. Intanto lancia lungo Palmegiani, pallone però impreciso verso Freddi. Montefalcone lungo, chiama Casassa che di pugno anticipa il compagno Patias, manda fuori.
Ancora corner per gli ospiti. Calderolli, pallone che si alza verso Patias e si coordina a meraviglia, pallone che rimane lì, ha chiuso Casassa. Selusio poi non è riuscito a centrare lo specchio. Si parte da una semplice rimessa dal fondo, caricato ovviamente a Mirko Casassa, che rilancia lungo verso Palmegiani, elegantemente la controlla, poi si gira e non centra lo specchio. Che cosa aveva fatto Federico Palmegiani? Intanto Venanzio verso Selusio e chiude Ferretti. Ferretti che nasce laterale ma si sta trasformando, diciamo, sempre in universale. Considerando anche il fatto che con la Real Ciampino Academy giocava ultimo, molto spesso ultimo, anche in altre posizioni. Può sentire Fabrizio Davide. Intanto palla al centro, si è trovato tra le mani Casassa, non è riuscito a impattare a dovere Venanzio, ma c'è l'intervallo. Primo tempo che si chiude con il Ciampino avanti di 3-1. L'unica rete della Feldi con cui ha sbloccato l'incontro è stata grazie all'autorete di Simone Faticoso. Simone Faticoso che poi si è riscattato siglando l'1-1 di punta dopo una splendida azione personale. Poi il 2-1 a opera di Federico Palmegiani, che su assist di Freddy ha praticamente rotto il palo, perché con un destro violentissimo ha impattato sul palo alla sinistra di Montefalcone, e poi il pallone che è finito in rete. Il 3-1 invece a opera di Gianluca Ferretti. Ma rimanete con noi, tra circa 10 minuti il secondo tempo di Ciampino Futsal Feldi Eboli. Questo primo tempo si rinizia stesso dunque per la Feldi, diciamo, non può accontentarsi di quanto visto in questo primo tempo. Feldi che comunque ha prodotto tante azioni, ha costruito tanto. Calderoli intanto col destro allontana Sandro, grande impatto di tutte le new entry invernali con la serie New Energy. Tanto Gagliani, Venanzio, Calderolli, Venanzio ancora, punta Ferretti, predisce il passaggio su Calderolli, su Patias, Venanzio, Calderolli, deve abbassarsi troppo il Ciampino. Venanzio, si alza ora Freddy, Patias sulla destra, fa passare, chiude Ferretti che mantiene il pallone in gioco. Ferretti su Sandro che cade a terra, recupera palla la Feldi, stavolta ci mette una pezza Messina. C'è un fischio, primo fallo commesso in questo inizio di ripresa. Sono passati appena 53 effettivi, 53 secondi effettivi, quindi occasione davvero d'oro per le Volpi di Samperi per riaccorciare nel punteggio. E Patias pronto a battere questa punizione. 3 in barriera, Freddy, Sandro e Ferretti. Staccato Messina, scala ora Freddy, parte Patias, non c'entra però lo specchio, ha chiuso Casassa sul primo palo. C'era la potenza, era un bolide quello calciato da Patias. Chiama lo schema Casassa, basta Freddy che riceve il pallone inseguito da Patias, perde palla però Freddy, recupera a sua volta il Ciampino. Freddy che non controlla, suggerimento di Giovanni Messina. Venanzio, Gagliani, punta Ferretti, dice il tocco corto per Venanzio, quindi Calderolli. Venanzio sulla destra, chiudere Freddy, ma Venanzio scarta Freddy
e prova la soluzione sul primo palo, chiude attento Casassa in spaccata, che ha ricevuto la fascia da capitano con la partenza di Pena. Il capitano sarebbe dovuto essere Andrea De Filippis, che ha deciso di cedere la fascia a Mirko Casassa. Intanto calcia Patias, blocca però, cioè diciamo si frappone Freddi, quindi palla che non giunge in porta. Ancora possesso però dell'Eboli. Tanto la conclusione di Patias su sponda di Venanzio, non c'entra lo specchio. Un'altra grande occasione, davvero la Feldi ne ha costruite tante, ma tante in questa prima parte di match, questi 21 minuti effettivi e 40. Solo Ureta è arrivato appunto per l'autogol di Simone Faticuso. Tanto Ferretti prova a saltare Gagliani, che ci mette il fisico, che permette alla Feldi di recuperare il possesso della sfera. Eccolo Gagliani, serve Patias, larga a sua volta su Venanzio, ancora Patias, Calderolli, con calma la Feldi Eboli, prova ad aprirsi un varco, un po' come una partita a scacchi, non bisogna partire subito all'assalto, dare il momento giusto. Intanto Gagliani col mancino, forse impatta su un avversario, così è, quindi è corner per la formazione cara di Domenico. Intanto Patias prova col destro, ma che sbatte su Freddi, quindi è corner stavolta dalla parte opposta di quello precedente. Mette giù Calderolli, fuori per Patias, uno che sbatte su Gianluca Ferretti. Mette giù Gagliani, batte verso Venanzio, Calderolli, Venanzio, viene raddoppiato da Messina, mantiene però il possesso in meta, che guadagna una rimessa laterale. Poi Calderolli evita Freddi, che classe quella di Calderolli. Poi al centro Gagliani verso Calderolli, mette il piede Ferretti, ma il possesso ancora per il team di Samperi. Venanzio, Patias, recupera Freddi, ma stavolta Patias caparbio, ci mette direttamente la faccia, recupera il pallone. Venanzio fa sbattere su Sandro, chiede un colpo col braccio, esce Sandro tra Palmegiani. Gran gol quello del 2-1, il bomber di Coppa Divisione. Tanto Ferretti seguito da Patias, Palmegiani però perde pallone, ancora Venanzio e tu porti con Casassa, pallone in mani e Casassa chiude su Patias. Gran gara quella di Mirko Casassa, come l'andata, e non solo oggi. Dato Palmegiani su Freddi, prova a scartare Braga però ci mette il piede, ma si era portato prima fuori il pallone Freddi Santos. Quindi ancora possesso Feldi Eboli, sta per entrare il Diablo, dovrebbe entrare al posto di Gagliani, Liberti della sfida. Tanto Calderolli, Venanzio verso Braga, disturbato da Ferretti, non riesce ad arrivare in tempo sul pallone. Ora Casassa ha ricevuto palla da Ferretti, lancia lungo, impreciso verso Palmegiani, era forse disturbato da Venanzio, un po' troppa fretta da parte del numero 17, ex Lynx Latina come Palmegiani. Verso Liberti, ancora il Diablo, non riesce però a inquadrare lo specchio, c'era la potenza, non la precisione, anche se era molto difficile inquadrare la porta da lì. Tanto lungo Casassa, quasi al limite dei 4 secondi. Prevedo comunque questo rilancio lungo, concedendo una rimessa
invece che regalare una punizione a 2 al limite. Selusio, seguito da Palmegiani che ci mette il piede e allontana. Però Federico Palmegiani uno dei giocatori che ha giovato, diciamo, da questo cambiamento da parte del Ciampi. Intanto sul primo palo ci mette la mano Casassa, tiro insidioso di Selusio, si buggia in corner, estremo difensore aeroportuale. Intanto Calderolli, brecca Freddi, Ferretti, ancora Gianluca Ferretti ma riesce a recuperare Liberti, pallone che era di Platino questo, poi Liberti ancora, chiude faticoso, match che si infiamma, Calderolli a tu per tu con Casassa e compie un miracolo, Mirko Casassa tu per tu con Calderolli, ennesima grande parata di questo match, finisce a terra Calderolli, c'è fallo commesso da Gianluca Ferretti, vietato chiudere le applicazioni sul proprio smartphone o il sito di Futsal TV se state seguendo dal PC. Match davvero entusiasmante, quello valido per la 19ª giornata della Serie A New Energy tra Ciampino Futsal e Feldi Eboli. Ci sono già stati 3 match ma ve li diremo più tardi, ora concentriamoci su questa punizione. Parte Liberti, lascia verso Calderolli, verso Patias, ancora Casassa a chiudere, Patias e Casassa il secondo battuta dice di no, pallone che era sbattuto addirittura sull'ex Asti. Ovviamente parliamo di Patias, anche Casassa ex Asti, di Casassa lungo, la fa sua Montefalcone, riparte la Feldi, Selusio su Braga, sportellate con faticoso, ancora Braga, riesce a servire Calderolli, chiude lì Palmegiani in scivolata, dato la conclusione a botta sicura di Selusio e chiude ancora faticoso che si fa sentire con Ferretti, questo è arrivato in ritardo a chiudere. Intanto Calderolli si coordina, pallone che sbatte su Braga, pallone rimane lì, intanto Palmegiani si allunga leggermente il pallone sulla corsa alla meglio Liberti, rimasta a terra però Braga, intanto ancora Liberti e scivolata, manda fuori faticoso, ma è rimasta ancora a terra Braga, speriamo non sia nulla di che. Tanto precedentemente faticoso ha fatto valere il suo background da giocatore da calcio prima di passare al futsal, diciamo da calcio perché erroneamente viene chiamato calcio a 11, perché non esiste il calcio a 11, esiste il calcio come è nato questo sport, poi forse per creare una distinzione tra calcio a 5 e calcio a 8 viene spesso chiamato calcio a 11, ma nessuno del calcio a 11 dirà mai calcio a 11, quindi è calcio e calcio a 5 o meglio futsal. Perdonate questa piccola digressione. Ieri dicevamo si sono giocate 3 gare, Sandra Abate Acting Network, dove la Sandra Abate si è imposta 4-3 sull'Active, poi Meta Catania Came Treviso si sono spartiti la posta in palio, 1-1 il punteggio. Sempre ieri si è giocata l'84 Olimpia Verona, dove i torinesi si sono imposti 6-1 tra le mura amiche. Si sta giocando intanto anche Fortitudo Pomezia Pesaro, più tardi alle 18 inizierà Pirossigeno Cosenza Olympus Roma, poi Ecositi Napoli si giocherà martedì sera, mentre Sporting Sala Consiglia Savia Testa Mantova mercoledì alle 19. Ma siamo pronti a ricominciare. Calderolli la sola verso Liberti, Patias, Liberti punta Palmegiani, ancora Liberti su Patias, Ferretti la suola verso faticoso che sbatte quindi su un avversario, su Patias, quindi è rimessa aeroportuale, sbatte faticoso su Patias, Ferretti, che finisce sui piedi di Liberti, ancora Diablo, anche Imolese, Selusio su Patias, si coordina ma non c'entra lo specchio, qualsiasi palla, qualsiasi
altezza, Patias sa tramutarla in oro. È mancato lo specchio, ma è davvero uno dei pivot più forti che stanno calcando i palcoscenici della Serie A Energy, non solo quest'anno ma da parecchio tempo. Tanto pallone del 77, parliamo di Selusio, sbatte su un avversario, quindi è rimessa Feldi Eboli, che sarà battuta dallo stesso classe 98 vicino alla panchina dei rossoblù del Ciampino. Patias fa sportivate con Ferretti, Venanzio prova col destro e Casassa dice di no e allontana Sandro, che ha preferito rilanciare, poteva forse bloccare in seconda battuta Casassa. Tanto Patias era sotterra e ci mette il piede Ferretti. Qui forse doveva lasciare Gianluca Ferretti, avrebbe bloccato senza problemi Casassa. Concede quindi una rimessa laterale. Selusio intanto si coordina Venanzio, pallone però che finisce fuori, non ha toccato nessun avversario, quindi rimessa laterale a favore dei padroni di casa. Sono trascorsi 6 minuti e 35 dall'inizio del secondo tempo. Ciampino avanti 3-1, anche a sorpresa sulle Volpi, campione d'Italia in carica. Tanto Liberti, Ferretti, Messina, Ferretti, Sandro, mezzo a due, vai per il passaggio su Venanzio e Liberti si divora un gol già fatto, aveva chiuso Casassa ma da lì doveva far meglio il Diablo. Si riparte con Casassa pronto a battere questa rimessa, lo fa lunga su Ferretti, prova a domesticare il pallone, non riesce il classe 2001. Recupera già il pallone la Feldi Eboli. Liberti, Selusio, Venanzio, Liberti, Venanzio, Liberti ancora, Patias, Selusio, Venanzio, Liberti. Questa fase sembra molta, più che futsal, molta palla a mano sembra. Intanto recupera Patias su Liberti, pallone impreciso però sul Diablo. Arriva Selusio con una bordata, centra un avversario, pallone era diretto in porta a incrociare. È stato davvero difficile per Casassa oggi, in gran giornata e non solo oggi. Selusio, Patias, si gira Patias, finisce a terra Venanzio, non c'è fallo, pallone intanto allontanato, finisce tra i piedi di Montefalcone. Quindi Galliani, punta Messina, prova a superare Messina, il Profeta ci mette il piede e manda fuori. E gran parata qui di Casassa sulla conclusione di Venanzio, botta sicura, incrociare. Si è disteso Casassa. Anche Casassa ha avuto un background inizio carriera nel calcio, per finire comunque giovane nel futsal. Venanzio, Galliani, Venanzio ancora, Patias, Galliani, guadagna metri la Feldi, mette il piede Freddi, chiede anche la rimessa, non c'è, ultimo tocco del portoghese ex Polistena. Tanto si gira lì Patias, non riesce però a freddare Casassa che era uscito, ha provato la suzione sul primo palo, inquadro per lo specchio, la stella della Feldi, classe 85. Aveva chiesto però l'intervento, l'ha detto allo spazzolone Mirko Casassa, non è stato però concesso. Casassa corto su Peitasso, su Messina che apre subito su Ferretti, di testa Galliani, pallone nei pressi dell'area, manda fuori Montefalcone, era leggermente dentro l'area, poteva forse provare la presa, ha fatto bene con quell'estremo difensore degli ebolitani a evitare i rischi inutili e mandare fuori. Intanto Ferretti, Messina, si alza pericolosamente la Feldi, l'ha accettato verso Peitasso, la fa sua ora Montefalcone, c'è il tocco di Peitasso che aveva impedito
Montefalcone di rilanciare, quindi c'è il fischio, la volta del signor Mario Certa, il secondo arbitro. Proprio Venanzio con Certa, chiesto sicuramente la munizione per Peitaso, aveva impedito di rilanciare, munizione che ci poteva anche stare. Intanto Venanzio colloquio con De Filippis, giusto qualcosa lì in panchina. Colloquio, intanto c'è Ferretti a bordo campo, sta facendo medicare da Ottaviani, fisioterapista del Ciampino. Non abbiamo visto però il colpo subito da Ferretti. Fatto sta, torniamo in campo. Intanto Galliani, Venanzio, ancora a bordo campo Ferretti, è entrato al suo posto Palmegiani. Intanto Peitaso, prova l'azione personale Peitaso, ancora sulla sinistra Peitaso, sulla destra Montefalcone ci mette le mani e fa ripartire la Feldi. Attento l'estremo difensore Se Pescara. Intanto Messina a chiudere su Calderolli. Feldi quando riparte fa male. Squadra davvero di classe eccelsa. Calderolli intanto, Galliani ancora impostare i campioni d'Italia. Tanto Braga la blocca senza problemi Casassa, mette giù quello il capitano aeroportuale, lancia lungo, viene anticipato Peitaso da Galliani, quindi Venanzio su Braga. Peitaso recupera la sfera e subisce anche un fallo, guadagna questa punizione vicino alla propria panchina. Ricordiamo, sono 3 i falli commessi in metà del secondo tempo dal Ciampino Futsal, uno solo, questo qui, combinato agli ospiti. Peitaso mette giù, a cercare Freddi, mette il piede Venanzio, subito lo scambio dai 2 portoghesi. Tanto viene ammonito Freddi, scaldati leggermente gli animi, una partita correttissima. Nulla da dire, davvero grande fair play in campo e soprattutto grande agonismo. Da seguire fino all'ultimo. Si riparte Galliani che ha ricevuto da Venanzio, quindi Calderolli prova a scartare Peitaso, ancora Calderolli, chiude il Ciampino, eccolo Calderolli da fuori area, mette il piede Freddi, finisce a terra Calderolli, ammonito Palmegiani, fallo su Calderolli, ammonito anche Venanzio, doppia ammonizione. Doppia ammonizione quindi, rimane a terra Calderolli, necessaria assistenza medica da parte dello staff delle Volpi. Serve lo spray, ghiaccio. Auguriamo comunque a Calderolli di proseguire questo match, non dovrebbe essere nulla di che, giusto contrasto quello di Palmegiani che è costato l'ammonizione al giocatore aeroportuale, questa volta per proteste su Venanzio, aveva forse chiesto un cartellino diverso, quindi rosso. Deve uscire Calderolli.
quindi al suo posto Caponigro. Se non sbagliamo sta accumulando i primi secondi di questa ripresa, a memoria non lo ricordiamo questo secondo tempo. E qui serve il killer instinct di Patias Salafeldi per riaccorciare sul -1. Siamo alla barriera Casassa. Scalasandro. Patias verso il compagno. Ha provato lo schema su Galliani, adesso deve lo spazio sull'avversario. Poteva forse calciare, dalla nostra prospettiva aveva davvero tutto quell'angolo aperto. Non capiamo perché non abbia calciato Patias. Era davvero tutto lo specchio davanti aveva. Intanto pallone che passa su Braga. Ancora Braga, difende la sfera su Caponigro. Galliani mette il piede, Freddi impedisce al pallone di raggiungere Braga. Intanto Caponigro sulla destra, prova il destro dalla distanza, sbatte su Ferretti, quindi recupera Galliani. Serve Caponigro. Venanzio. Ancora Venanzio col destro, perché prima che aveva svirgolato, aveva colpito addirittura Braga. Quindi è rimessa per gli uomini di Fabrizio Davide. Si vede già la mano del tecnico dei rossoblù. Tanto spazza Casassa, pressato da Braga. Se poteva optare un'altra soluzione, dato la conclusione, le spinge Casassa. Il tiro di Selusio da fuori, davvero insidioso, bassa altezza. Intanto Caponigro ha provato sul primo palo sotto l'incrocio, non inquadra per lo specchio. È arrivato a chiudere Freddi, forse disturbato Caponigro, è mancata quindi la precisione, ma è pronta a rientrare Patias. Lascia spazio Braga. Chiede ancora Casassa di asciugare lì per terra come prima. Abbiamo proprio sentito asciugare dalla nostra postazione, evidentemente bagnato lì nei pressi dell'area. Fatto sta che si riparte. Casassa, serviva però il fischio, c'è stata giusto l'interruzione prima dell'arbitro, serve il fischio per ripartire, che arriva in questo momento. Casassa lungo verso Ferretti, dice una spinta, non c'è ovviamente fallo, ma rimane a terra il numero 5 di Venanzio. Un po' su Ferretti, contrasto però di gioco. Ma sono 5 falli commessi dal Ciampino, quindi deve stare attento il team di Davide a non commettere il sesto fallo, che sarebbe il tiro libero. Tanto break qui Messina che recupera, ancora Giovanni Messina, prova col mancino, blocca senza problemi Montefalcone che la fa sua. Serve subito Selusio verso Patias sulla sinistra. Calderolli prova con la Soterra e a sua volta Patias non inquadra lo specchio. Il suo di prima era stato deviato da Messina e ora viene accordato l'intervento, l'ha detto lo spozzolone Fabrizio Paterna, aveva chiesto già 2 volte prima Casassa. Asciugare lì in area. Mancano 8 minuti e 30 effettivi al termine del match. Prossimo appuntamento del Ciampino Futsal sarà al Palasport di Olberte il 17 febbraio alle ore 16, ma verrà anticipato alle ore 15 il match, che attende sulla comunicazione da parte della divisione calcio 5 in casa dell'Active Network. Tutto da rifare, serve sempre il fischio dell'arbitro per ripartire. Invece la Feldi Eboli torna ad esibirsi sempre il 17 alle ore 20:30 al Palasele, dove arriverà la Fortitudo Pomezia.
Intanto Casassa, corto su Freddi che lancia a lungo a cercare Sandro, troppo lungo. Selusio passa su Patias, con Alex Asti verso Calderolli. C'era la potenza, non la precisione. Alex a quel sapone. Tanto mette il piede caponigro su Freddi, manda fuori. Freddi deve far valere le proprie qualità tecniche per provare a guadagnare anche il sesto fallo e avere un tiro libero da sfruttare. Tanto però sbaglia qui Freddi verso Messina, recupera Palafeldi, Selusio verso Calderolli che non arriva, ha provato anche scivolata a tenere il pallone in gioco. Gara generosissima del classe 86. Palafeldi infatti serve tanta classe di Calderolli. Patias, Calderolli, eccolo, prova a superare Messina. Viene raddoppiato ora da Freddi, finisce a terra senza fallo Calderolli. È scivolato Messina verso Freddi, regolano palla Patias. Ha provato a superare Casassa sul primo palo. Non ha centrato però lo specchio. È uscito bene Casassa, forse leggermente scoperto il primo palo. Intanto si è strappata la maglia di Ferretti, infatti vediamo, è stata un po' rattoppata. Intanto Freddi ha provato l'assist su Sandro sul secondo palo, pallone che non arriva, riparte la Feldi. Il pallonetto lì di Calderolli, tocca Sandro, ma gioco pericoloso, quindi ha subito un colpo, viene fischiato il gioco pericoloso, quindi non il sesto fallo. Che cosa gli ha fatto però lì prima Calderolli? Quindi è punizione a 2 dal limite dell'area. Vediamo, lo sapete tutti, ovviamente addetti ai lavori e appassionati, ma lo ripetiamo per i pochi che ancora non lo sanno. Per quanto riguarda il gioco pericoloso non viene cumulato il fallo, si riparte con una punizione a 2 e se è in area deve essere battuta dal limite. Entra anche Liberti. Certo, Liberti ne ha di potenza anche da vendere. Chissà che lo schema non sia il suggerimento verso il Diablo e col suo mancino provi a superare l'ex compagno di squadra Casassa che ha appena sistemato la barriera. Messina arretrato. Selusio pronto a toccare corto, o chissà magari defilato verso Patias. Solo il fischio direttore di gara che arriva in questo momento. Verso Patias e Casassa, doppio super intervento e blinda lo specchio. Non si intende intanto il compagno con Liberti, deve uscire fuori Montefalcone. Che cosa ha preso Mirko Casassa? Davvero un intervento da top parate di divisione, ce lo aspettiamo. Tra le 3 parate, certo mancano ancora diverse gare. L'ultima di questo turno del 19esimo era giocata, appunto abbiamo detto prima, mercoledì, ma questa è davvero da inserire tra le top parate. Intanto Sandro, lo sportellate col numero 8 della Feldi, Patias, quindi duello tra numeri 8. Dato lancio lungo di Calderolli verso Patias che non c'entra lo specchio, una spinta e c'è giallo su Sandro, quindi c'è fallo. Quindi vediamo se è fuori o rigore. No, è fuori, quindi è tiro libero. Quindi a 12:47 viene ammonito Sandro, tiro libero che può essere cerchiamo di capire, intanto sempre al colloquio i direttori di gara. Certo, c'era parso proprio al limite. Inizialmente avevamo quasi pensato a rigore, dovrebbe essere comunque tiro libero che da posizione maggiormente vantaggiosa può essere battuto anche più avanti.
sempre come da regolamento del calcio a 5. Infatti in quei casi è quasi praticamente un rigore questo tiro libero. Infatti non conviene arretrare e metterlo sul dischetto. Comunicazione sul gruppo aggiornamenti della divisione calcio a 5 che vi tiene aggiornata col tabellino live. Dovrebbe essere infatti Patias a battere, lui che si è preso l'incarico della battuta. Intervenuto anche Fabrizio Paterna, ha detto lo spazzolone, storica figura della dirigenza aeroportuale, così come Daniele Carretti in panchina. Ha detto arbitri, in panchina c'è anche il presidente Filippo Gugliara. Quindi tiro libero sarà Patias contro Casassa, è praticamente un rigore anche se non lo è, ma giustamente da regolamento sarebbe follia batterlo sul dischetto, visto che il fallo è venuto praticamente davanti l'area, dal limite. Sarà Casassa contro Patias. Si attende solo il fischio che arriva in questo momento. Parte Patias, la conclusione, c'è il gol! Il gol di Patias che riaccorcia 12:48. Gran gol di Alessandro Patias. Casassa ha stoccato ma non è servito. Tanto sciupa anzi no, è tocco della Feldi, quindi è possesso ancora del Ciampino Futsal. Sciupa ora il possesso del Ciampino, Calderolli verso Patias, brecca qui Messina, viene raddoppiato, Calderolli manda fuori. Tanto Messina verso Freddi, ancora palla Selusio che fa sbattere sul portoghese, ma colpisce a sua volta il pallone Selusio, quindi è corner portuale, mette forte al centro Freddi, non arriva però faticoso. Freddi che si è dunque riporta sul -1. Non mancano 6 minuti e 40 una vita. Intanto verso Patias, tiro che sbatte sull'avversario. Casassa evita il corner. Gran gol sul tiro libero. Intanto Ferretti con eleganza, ma sciupa però il possesso e ha un gesto tecnico meraviglioso. Eccolo Ferretti che recupera il pallone e supera Patias. Ancora Gianluca Ferretti che serve Messina, tu per tu con Montefalcone. Messina ha provato col mancino a centrare lo specchio, non ci è riuscito, si è defilato. Sciupa un'occasione di platino, il Ciampino di portarsi sul +2. Feldi che ora deve crederci, ha tutte le qualità per riacciuffare questo punteggio e provare a portarsi a casa questa vittoria. Ciampino vuole vendere cara la pelle. Tanto Calderolli alla conclusione però che sbatte su Messina. Fanno sentire gli ultras Ciampino. Mette giù Calderolli, calcia Selusio, dice ancora di no Casassa. Il tuffo manda fuori. Vittoria rimessa laterale. Angara di Casassa, a prescindere da come andrà. Ancora palla faticosa, prova a saltare Venanzio, non la finisce sui piedi di Selusio. Ancora il 77 Bolitano, palla su Venanzio che punta a Messina, non sbatte sull'ex compagno alla meta e allontana Freddi che concede questa rimessa laterale alla Feldi nei pressi della panchina aeroportuale. Tanto Calderolli,
verso Braga, verso Calderoli, mi rimette al centro, eccesso però di generosità, ha provato a servire Selusio lì, aveva tutto lo specchio anche se era defilato, doveva calciare verso la porta difesa da Casassa. Feldi, lo dicevamo prima, quando accelera fa male. Intanto Calderoli fece a terra Venanzio, non c'è fallo, ora palla a Messina. Deve stare attento il Ciampino per non concedere un altro tiro libero. Come 3 fallo, intanto Faticoso fa sportelate con Selusio, ma c'è stato ufficiale un fallo, quindi ancora dovrebbe essere ancora tiro libero, quindi è tiro libero, secondo tiro libero concesso alla Feldi Eboli, giustamente perché su spinta di Faticoso anche di Selusio, un'esperienza, ha guadagnato questo tiro libero. Si incarica ancora Patias, chissà non si la doppietta personale sempre sul tiro libero, stavolta dal dischetto parte Patias contro Casassa, Patias e c'è la rete di Alessandro Patias che vale il 3-3 a 15 e 11. Feldi che riesce a recuperare il punteggio dopo essere stata sotto di 2 reti nel primo tempo. Deve fare per il Ciampino, l'autore di una gara generosissima, così come le 2 precedenti. Intanto Montefalcone corto su Venanzio, Feldi che non deve accontentarsi del 3-3, Feldi che vuole il successo. Galliani su Braga, finisce a terra, non c'è fallo, Braga da terra, serve Ferretti, Casassa, poi Messina lontana. Ancora possesso Feldi, Venanzio su Selusio. Tanto Braga sponda verso Venanzio, il pallone finisce fuori di pochissimo, è impattato su un avversario. Feldi davvero vicinissima alla controrimonta, ricordiamo era stata in vantaggio 1-0 per l'autogol di Faticoso a inizio match. Tanto Braga provato a calciare da posizione di filata, quello che sbatte su Messina, sta a terra Faticoso, il pallone sul volto. Dovrebbe essere nulla di grave per classe 2003. Sta per entrare sempre Fabrizio Paterna per asciugare il parquet di gioco. È stato Faticoso. Esce il sangue dal naso di Faticoso, quindi colpo sul naso. Interviene Ottaviani, c'è anche la dottoressa Rachele Lazzeroni per prestare soccorso al classe 2003 Simone Faticoso. Pallonata sul naso, abbiamo visto la nostra postazione anche uscita di sangue, dovrebbe riuscire a riprendere comunque senza problemi. Questo pallone viene restituito sportivamente alla Feldi, se lui ci ha provato, riparte il Ciampino, allontana lì Sandro quando mancano 3 minuti e 55. Possesso Feldi, rimanete incollati davanti agli schermi dei vostri smartphone o del PC, questo finale è tutto da vivere. Tanto Venanzio, Selusio, Galliani, tocca però Freddi, allontana Sandro, finisce a terra il numero 8 portoghese, ma si riparte. Palmegiani prova col mancino, blocca senza problemi Montefalcone, non c'era necessaria potenza e intanto non controlla Venanzio. Certo, un pallone difficile quello servito da Selusio, ha preso in controtempo il compagno di squadra. Non c'è da rimessa al Ciampino, già battuta. Ferretti la suola,
verso Parmigiani a sua volta, dal suo lato se preferite pisata verso Freddi, però già che era uscito. Ancora possesso per le Volpi, Patias sulla sinistra se ne va e salva tutto Sandro. Quello che stava per finire in porta sarebbe stata la tripletta per il numero 8 della Feldi, ma c'è time out, ne approfittiamo per prenderci un minuto di pausa anche noi. Vediamo con replay, davvero due gran gol quelli di Patias su tiro libero, specialmente il secondo. Vediamo ora il primo che l'ha messa alla testa di Casassa, ma il secondo che l'ha messo alla sua sinistra. Davvero un tiro libero da vedere e rivedere, diciamo di top goal anche il tiro libero di Patias del 3-3, non sbaglia. Non si sbaglierebbe, diciamo, come condizionale a metterlo nella top 3, ma si può riprendere. Vediamo come le Volpi leggeranno le indicazioni di Salvo Samperi, che ha chiamato questo timeout per sfruttare anche questo corner. Drolli l'alza verso Patias, prova al destro, però che sbatte su Ferretti. Altro calcio d'angolo, stavolta sul lato opposto. Mancano 3 minuti e 10 effettivi al termine del match. De Giusto Lucio verso Patias, di testa verso Selusi, il pallone rimane lì e c'è la rete di Alessandro Patias che a 16:55 permette alla Feldi di fare il controsorpasso e viene ammonito Patias, forse un accesso nell'esultanza. Fatto sta che c'è il 3-4 per ancora di Alessandro Patias. Di Ciampino che si ritrova sotto di un gol dopo essere stato avanti di 2 marcatori. Intanto entra anche De Filippis. È stato forse qualcosa detto di troppo. Intanto rosso De Filippis è tenuto in campo. Forse è stato detto qualcosa di troppo, non abbiamo capito bene la nostra postazione. Scaldati gli minimi di una partita comunque corretta. Quindi rosso diretto per Andrea De Filippis, 25 anni di esperienza nel calcio a 5, 20 nel nazionale. Si prende solo per ripartire. C'è Patias, non l'ho fatto apposta. Tutto qui c'è la nostra postazione. Tanto c'è time out chiamato da Fabrizio Davide. Che è stato ammonito quindi l'esultanza. È stato detto qualcosa. Infatti ha detto all'arbitro non l'ho fatto apposta. Chissà che proverà e lo fa. Power play optato da Fabrizio Davide. Proverà a riacciuffare il punteggio con Parmigiani, indossare la casacca gialla. Ciampino che appunto deve crederci. Ciampino che era stato avanti di 2 gol. Ha fatto bene la Feldi
a crederci, a riprendere questo match, a ribaltare in controrimonta. Punteggio lo vedeva sotto di 3-1. Tripletta di Patias, 3 ennesimi gol del top scorer stagionale in regular season della Feldi, non consideriamo la Champions. Quindi lo score che sale a 15 nel fuori classe 85. Tanto fa girare il Ciampino Futsal. Ferretti, Palmegiani, Ferretti ancora, Palmegiani ancora, Messina sulla sinistra, Freddi mette al centro Ferretti che sbatte su Venanzio. Posizionata benissimo la Feldi, non ha concesso un millimetro, ha tenuto medio alto il baricentro durante questo portiere di movimento, non è retrocesso troppo. Tanto Messina ha ricevuto palla, non sbagliamo, da Ferretti. Tanto Palmegiani, Ferretti, Palmegiani ancora, Ferretti, Palmegiani, scambio tra le due classe 2001. Ora Freddi, 2 minuti effettivi al termine del match. Feldi avanti di 4-3 nel punteggio. Ferretti su Freddi, ora la puntata, sbatte sull'avversario, quindi Messina. Ferretti ancora, Freddi non riesce a prendere il pallone in gioco, esce Palmegiani, rientra Mirko Casassa. Non è d'accordo il portoghese. Mette giù Selusio, pallone lungo, chiama Casassa che subisce un colpo da Patias. Ha provato ad avventarsi sul pallone numero 8 Ebolitano, è arrivato primo Casassa. Intanto si riparte ancora con Palmegiani, un portiere di movimento che si chiama Ferretti. Palmegiani, Messina, Freddi, provato col destro, quello che sbatte su Selusio, anzi no, ha chiesto il tocco, c'era parso anche a noi dalla nostra postazione. Ora colloquio il signor Mario Certa con Montefalcone, quindi è rimessa dal fondo. Battuta lunga da Montefalcone verso Patias, prima però Ferretti non riesce a mantenere il pallone in gioco, il numero 11 del Ciampino. Giocatore che in questa stagione ha collezionato più presenze con il rossoblu, questa è la 20ª, senza contare ovviamente la Coppa della Divisione, che è Under 23. Intanto pallone lungo, finisce fuori, rimessa Ciampino quando mancano 1 minuto e 10 secondi effettivi al termine del match. Devono sentire gli ultras Ciampino. Ferretti, Palmegiani, su Freddi, mette in piede Selusio, Freddi verso Messina, rientra Casassa su Faticuso e fa presto il Ciampino. Si alza la Feldi, Messina recupera qui Calderoli, quindi Patias ancora Calderoli che ha ricevuto palla da Venanzio, si alza Ferretti, prova a recuperare la sfera, costringe all'errore Calderoli, quindi è possesso Ciampino, rientra Palmegiani nel power play quando mancano 35 secondi effettivi. All-in di Fabrizio Davide che giustamente non può fare altrimenti, ma sbaglia qui Faticuso, attenzione la porta è vuota. Calderoli però non si è fidato di calciare, recupera palla il Ciampino, Ferretti, Messina, pallone al centro però che rimane lì, la blocca Montefalcone che prova a calciare verso la porta e c'è la rete siglata da Montefalcone che a 19:42 sigla il 5-3 e lo sapete bene, un saluto molto speciale quello di Gennaro Montefalcone con questo gol. Non serve aggiungere altro. Quindi
Feldi Eboli si porta sul +2 diciamo a 18 secondi dalla fine. Feldi vicinissima ad assicurarsi e il bottino pieno. Comunque un ottimo Ciampino Futsal, davvero, nonostante i grandi cambiamenti ha dimostrato di crederci e anche molto. Non è mancato oggi l'impegno. Intanto pallone che va fuori, rimessa laterale a 4 secondi effettivi dal termine del match. Andiamo a sentire gli ultras Ciampino. Ferretti, faticoso verso Ferretti, e in questo momento c'è la sirena del Pala Tarquini. Il bottino pieno va alla Feldi che si pone 5-3 sui padroni di casa, che hanno disputato davvero una gara maiuscola a dir poco, capaci di ribaltare l'iniziale svantaggio. Fanno sentire davvero gli ultras Ciampino. È stata una gara davvero giocata, l'ennesima gara giocata col cuore, ma ricordiamo i marcatori. Nel primo tempo ha sbloccato il punteggio la Feldi con l'autorete di Simone Faticoso a 3,39. Faticoso che si è riscattato con una puntata freddato Montefalcone per l'1-1, poi il 2-1 opera di Federico Palmegiani 11,48, 14,13 il 3-1 di Ferretti. Così si è chiusa la prima frazione. Poi 3 gol firmati da Patias, i primi due dei quali su tiro libero, e il 5-3 opera di Montefalcone che ha messo il sigillo al match. Ma rimanete con noi, proveremo a fermare qualcuno dei protagonisti di oggi. Siamo nel post gara di Ciampino Futsal Feldi Eboli, una grande gara, forse non c'era neanche da aspettarselo, c'è stato l'impegno del Ciampino che è andato anche avanti di 3-1 nel punteggio, quindi 2 reti di vantaggio. Poi la tripletta di Patias e il sigillo di Montefalcone hanno consegnato il bottino pieno alla Feldi. Comunque il Ciampino ha disputato una gara eccezionale. Io sinceramente me lo aspettavo, perché la palla è rotonda, per cui possiamo fare il risultato, soprattutto quando giochiamo in casa.
E siamo stati bravi nel primo tempo a concretizzare poche occasioni create, ci siamo difesi molto bene, nel secondo tempo siamo calati anche fisicamente e noi manchiamo tanto di esperienza, se no abbiamo perso la partita di esperienza oggi. Una squadra molto giovane, comunque ci sono state buone risposte, grandi risposte dai più giovani tipo Faticuso, Ferretti, Palmeggiani, anche i due nuovi classi 2001 portoghesi hanno risposto bene, si può solo che crescere da qui fino alla fine. Eh sì, purtroppo la Serie A non ammette errori, giochiamo, ce la stiamo giocando, sì, stiamo giocando anche bene, però la Serie A, se manchi di esperienza, si possono i risultati. Abbiamo fatto una partita che ci è girato abbastanza tutto bene, però alla fine il risultato è dato loro. Mirko, ultimissima domanda personale, hai ricevuto da Ciccio De Filippis la fascia di capitano che era stata prima di Gabriel Pina, cosa significa per te questo ciampino, questa maglia? No, è un bel segno, non me lo aspettavo, anche perché Ciccio è arrivato 4 anni con me e la persona più grande dello spogliatoio mi ha dato questa fascia e ho apprezzato il gesto. Complimenti per la gara, Mirko. Per quanto riguarda la Fel di Eboli siamo con Francesco Liberti, lo aspettiamo, l'ex della sfida. Bentornato Diablo. Siamo appunto con Francesco Liberti. Una gara che non so se sei d'accordo, forse Feldi che è finita sotto di 2 gol anche un pochino a sorpresa. Sì, per come stava andando la partita un po' a sorpresa, nel senso che stavamo attaccando tanto, avevamo avuto un sacco di occasioni, Ciampino è stato molto cinico a punirci in contropiede, questa è diventata la partita un po' pazza, ovviamente sono contento per il risultato finale. Senti, nel secondo tempo la Feldi comunque ci ha creduto, nello spogliatoio ci sono tanti giocatori che hanno scritto pagine importanti di questo sport, vedi Calderolli, Patias, cosa però vi ha detto il mister per darvi la giusta carica per tornare? Ci ha detto che il gol sarebbe arrivato, dovevamo continuare a giocare come sapevamo, cercando di stare bilanciati per evitare ripartenze, ma di stare tranquilli perché stavamo creando tantissimo e quindi il gol prima o poi sarebbe arrivato. Ultimissime battute a livello personale. Non tanti anni fa stavi in C2 l'anno scorso, anche se avevi già debuttato in Serie A con l'IC, una gran stagione col Ciampino, quest'anno anche la Champions. Che stagione hai vissuto con la Feldi? Ma per adesso sono molto contento, nonostante siamo in un periodo complicato sicuramente, abbiamo avuto tanti momenti importantissimi, la Supercoppa, la Champions, e quindi essere cresciuto tanto in poco tempo ovviamente mi rende felice. Grazie Francesco e complimenti ancora. Grazie. Dal Pala Tarquini è tutto, un saluto da Alessandro Cappellacci.